Amara sconfitta per l'Agragas che al Valentino Mazzola alza bandiera bianca dinanzi a una San Cataldese arrambante sin dai primi minuti di gioco. La gara si sblocca al 30° grazie a Tuccio, poi prima della fine dei primi 45 minuti raggiunge il raddoppio con Veneroso. Nel secondo tempo triplica Torregrossa dagli 11 metri, un punto dopo 2 gare e domenica prossima arriverà all'Esseneto la Nissa. Le sconfitte fanno parte del gioco, ma personalmente ti dico che non mi deprimo affatto, perché comunque così come non mi sono esaltato nella prima parte della stagione dove ok adesso non vale più, ma hai fatto 4 vittorie di fila, un pareggio, quindi non mi ero per nulla esaltato, quindi figurati se mi deprimo per una sconfitta dove alla vigilia non ci sta un risultato così, perché non ci sta. Poi bisogna vedere come viene. Se viene perché per demeriti tuoi, allora c'è un attimino da soffermarsi su quelle che sono le dinamiche, tutto quello che è successo, quindi lavorare sugli errori e tutto quanto. Perché noi in realtà oggi abbiamo regalato un tempo. Ma sotto tutti gli aspetti, arrivavamo sempre secondi, i reparti erano distaccati, quindi non era, cioè sono cose che non dovrebbero accadere a una squadra che comunque lotta per un obiettivo importante. Ok, c'è da dire sempre la solita minestrina, però non possiamo nasconderci dietro a queste cose qua, quindi adesso bisogna prendersi veramente le responsabilità, capire realmente per chi stai giocando e quindi davanti a tutto devi mettere il cuore. Senza cuore purtroppo non si può giocare a calcio, lo avevo sottolineato nella partita precedente, purtroppo oggi il primo tempo è successo questo, il secondo tempo al momento in cui paradossalmente la stavi riaprendo, ti viene annullato un gol e poi mi sembra dopo un'azione, 2 azioni così, pigli pure il calcio di rigore sempre su una disattenzione e allora lì diventa difficile e complicato. Quindi io ripeto, io sono sereno anche perché oggi che è bello vedere l'entusiasmo di tutta la gente che era qui allo stadio, come se oggi fosse finito il campionato, ma non è così, cioè, il campionato non è finito, anzi il campionato inizierà a giugno, quindi, ma non lo voglio mettere come alibi perché non sono la persona che si nasconde dietro gli alibi o dietro un dito, però realmente dico che quello che penso è quello che è poi in realtà, quindi ok, adesso bisogna lavorare, sacrificarsi, fare sacrifici, poi si tirano le somme alla fine, però l'importante è che se ancora qualcuno non ha capito, la maglia dell'Agragas è pesante, quindi va onorata a prescindere da tutto e va onorata per 100 minuti, non 90 minuti. La partita è stata arbitrata da Andrea Palmieri di Brindisi con gli assistenti Antonio Alessio Di Paolo e Giulio Sorace di Catania. Le reti al 30° Tuccio, al 42° Veronese, al 59° un rigore di Torregrossa.